Amici del motorsport, benvenuti, siamo alla 12ª puntata di Toscana TV Motori. La prima parte della stagione si sta, come dire, esaurendo, è stata intensissima, via via ci stiamo avvicinando al cuore, al centro della stagione stessa del motorsport. Come sempre, sommario nutritissimo, avremo dei riflessi filmati sul Rally di Casciana Terme, un servizio dedicato di Gabriele Michi con immagini di Massimo De Mari, video rally. Parleremo anche del Rally degli Abeti che è alle porte, lo faremo con Pier Giorgio Barsanti che è presidente della Abeti Racing. Non mancherà il punto di Alessandro Bugelli. Naturalmente vi riferiremo dell'anteprima, se vogliamo dire così, della 52esima Coppa della Consuma, una gara storica importantissima legata alla velocità in salita. Poi avremo un servizio dedicato all'assemblea dei soci dell'ACI Livorno con la consegna delle patenti ai pionieri della patente, vale a dire a coloro che hanno la patente praticamente da mezzo secolo. I riflessi filmati di questo servizio curato per noi da Gianfranco Di Gennaro arriveranno dal cartodromo della pista del mare di Cecina. Naturalmente non mancheremo di parlare, come vedete, tante cose della Mille Miglia che abbiamo pensato di cogliere in un suo passaggio significativo quest'anno, nel passaggio che è avvenuto presso Barberino Valdelsa, la città della potente famiglia dei Barberini. E in quell'occasione c'è stata una premiazione particolare da parte dell'amministrazione comunale che ha dedicato un premio speciale a un grande eroe della Mille Miglia toscano, Clemente Biondetti. Avremo poi naturalmente il prestigioso blocco dei servizi ACI, come dire il fiore all'occhiello per quanto riguarda tutta l'attività del realismo nazionale e non solo, direi. Non ci resta che partire, anzi andare molto velocemente perché la carne al fuoco è tanta. Una sola speciale, la penultima, lasciata alla verve della prima alternativa, giusto per rendere un po' meno scontato uno score che in barba al pathos fin troppi avevano pronosticato alla vigilia. Michele Rovatti ha fatto suo per la terza volta il rally di Casciana Terme, mettendo i puntini sulle i fin dalla prima prova, quando gli 11 secondi e passa sentenziati dalla fotocellula hanno lasciato intendere agli avversari che da lì a sera ci sarebbe stato ben poco da fare se non dannarsi l'anima per il secondo posto. Con Valentina Catone a dettargli le note, Rovatti ha cantato senza portare la croce, centrando la più scontata delle vittorie, salutata con il sorriso di chi ha ammazzato la gara in tempi record. Michele Rovatti, leader dall'inizio alla fine, ancora vincitore qui a Casciana, ormai non fai più notizia. Sì, è vero, è andato bene anche tutto quest'anno. Abbiamo anche lavorato in ottica già delle gare prossime, Casentino, hanno fatto le regolazioni e siamo soddisfatti veramente al massimo. Abbiamo fatto un piccolo errore sulla quinta, ma vabbè, ci stava un po' l'azzardi che abbiamo fatto a livello di regolazioni, era un po' calata, diciamo, la tensione, quindi si può essere solo che soddisfatti. Dal canto suo, Andrea Simonetti ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere appena un mese fa tra le colline metallifere, con una seconda posizione da retrogusto tutt'altro che amaro e da un feeling con il setup della sua Clio R3 cresciuto a livello esponenziale dopo il primo service. Un risultato condiviso con Piero Taccini, tornato a sedere sul sedile di destra in una domenica alla quale il termine soddisfacente non rende certo giustizia. Andrea Simonetti, volevi mantenere questa seconda posizione provvisoria, direi che alla resa dei conti ha confermato l'ottimo podio delle colline metallifere e forse fatta anche qualcosa di più. Sì, nonostante tutto abbiamo lavorato anche oggi su un fondo che ci ha visto lavorare sulla macchina
Soddisfatti sì, in parte, su una prova soddisfatti, sull'altra un po' meno. Comunque tutto sommato va bene, quando siamo sul podio va sempre bene. Complimenti a Rovatti che è andato veramente forte e dimostra la superiorità che ha diciamo nei confronti di tutto il resto. Complimenti anche allo Straffi che ha fatto una gran prova, una grande rimonta. Mi dispiace di Bonuccelli che era vicino a noi, però purtroppo ha forato all'entrata, all'ultima era con la gomma bassa. Meno male che l'hanno avvertito che aveva una gomma bassa, perché se affrontava la prova convinto di aggredire poteva anche uscire, quando si esce di strada non va bene. In terza posizione, fin dalle prime speciali, era riuscito a insediarsi Lorenzo Bonuccelli, tornato dopo ben 2 anni sul sedile della Clio R3. Poi, nella speciale conclusiva, il giovane versiliese e il copilota Marco Marcucci hanno vanificato il podio con una toccata che comunque non ha ridimensionato i toni di una prestazione eccellente sotto tutti i punti di vista. Un imprevisto, la debacle di Bonuccelli, che ha lasciato campo libero alla Peugeot 106 A6 di Marino Gessa, incoronato terza forza dopo una revisione delle classifiche nelle fasi posteriori al palco d'arrivo. A garantire il podio al pilota sardo sono stati 2 secondi di vantaggio nei confronti di Mirko Straffi e Jari Cavasciocchi sul Renault Clio N3, vincitori di gruppo e di conseguenza del memorial dedicato a Nicola Sardelli, pilota che proprio con le vetture di gruppo N ha scritto pagine importanti del realismo toscano. Debutto sul Renault Clio Super 1600 condito con la Top 5 per Stefano Sinibaldi e Camilla Gallese, a loro agio sull'aspirata francese fin dalla prova inaugurale, archiviata con il terzo miglior tempo. Per il pilota prestato lo scorso anno alla Dakar, una performance crescente ed in linea con le aspettative di quel numero 1 assegnato dall'elenco partenti. Stefano Sinibaldi direi un esordio comunque convincente sulla Renault Clio Super 1600, addirittura con una quarta posizione finale. Sì, è andata bene, sinceramente non ci speravamo, o meglio, io avevo detto come pronostico nei 5, la vedevo la mia posizione, arrivare quarti a 7 decimi un attimino ci sta un po' stretta, però ecco, la macchina è bellissima, io non l'avevo mai guidata, quindi non è facile, perché comunque sia, come tutti sappiamo, il Super 1600 bisogna starci un po' sopra. La Camilla bravissima, era la prima volta, era tutto nuovo, macchina nuova, navigatrice nuova, tutto nuovo. Spero di farci qualche altra gara e già ho visto anche sull'ultima mi sembra un terzo assoluto, a poco dal primo. Insomma, ora Rovatti è imprendibile, ma insomma è andata bene, dai. Qualche problema di assetto per la Renault Clio R3 di Andrea Volpe e Simone Scalabrini, al centro di una gara dalle troppe recriminazioni, conclusa in sesta posizione assoluta. Aveva anche pensato al ritiro dopo il primo giro di speciali il pilota Elbano, non contento di quella che doveva essere una giornata di svago in vista dell'imminente matrimonio, programmato per la settimana seguente. Andrea Volpe, una settimana dalle nozze, ti volevi fare un regalo, non è andata come prevedevi, però direi ci sono margini per sorridere. Sì, sicuramente, oggi abbiamo subito problemi di assetto, poi abbiamo avuto sul secondo giro dei cali di motore improvvisi che non si capisce da cosa sono dovuti. Ora diciamo siamo migliorati tanto, però c'era ancora da lavorare, però purtroppo si sa che i rally day sono questi e noi abbiamo capito che non sono fatti per noi i rally day. Primato di classe R2B e settima piazza per Emanuele Pierucci e Egidio Dalle Luche all'esordio sul Peugeot 208. Una prestazione convincente per il versiliese, sulle strade di quella che potrebbe rivelarsi ben presto un'esperienza da replicare. Con Emanuele Pierucci, settimo assoluto, primo comunque di classe, una gara senz'altro soddisfacente su questa nuova vettura. Sì, è stata una gara molto soddisfacente perché eravamo all'esordio con questa vettura e era stata totalmente rimontata la scorsa settimana perché aveva fatto un incidente, quindi avevamo bisogno, io personalmente, di prendere il feeling e soprattutto i meccanici di metterla a posto con il setup. Abbiamo fatto un primo giro sicuramente accorto proprio per prendere feeling e vedere come funzionava la macchina, poi abbiamo fatto delle regolazioni e fortunatamente siamo andati nella strada giusta. Ho spinto e lì sono venuti fuori i tempi, abbiamo fatto 2 volte quinto assoluto e un sesto, quindi molto molto bene, bravi ragazzi, bella la macchina. Esordio su Renault Clio R3, seconda top 10 conquistata in carriera,
per Filippo Franco Nannetti, artefice di una progressione messa in atto fin dal primo giro di speciali, concretizzata in 8ª posizione assoluta davanti alla Mitsubishi Lancer Evo 9 di Fabio Bolognese e Lorenzo Baldi, in rimonta nelle prove finali. A chiudere la top 10 ha pensato Gabriele Lucchesi, tornato dopo 8 anni al volante di una Renault Clio Williams. Una gara, quella condivisa con Michelangelo Mancini, condizionata da un'uscita di strada sulla 4ª PS e da un avvio all'insegna della cautela. Particolari che lo avevano relegato al di fuori dei primi 10 nella fase centrale, ma al quale è stato posto rimedio con una speciale conclusiva da manuale, in linea con gli standard al quale è abituato il pilota della Mediavalle. Primo approccio con la Peugeot 208 R5 per Carlo Alberto Senigagliesi, alle prese con l'asfalto pisano nel carosello conclusivo della parata. Questo è il Rally di Casciana Terme, edizione 2016. Molti appassionati qui alla partenza del Rally di Casciana, siamo qui con Laura Paperini, che vista la cornice anche stamani sarà soddisfatta e comunque contenta di aver aperto le porte del suo centro commerciale al Rally di Casciana Terme. Molto soddisfatta come tutti gli anni, ormai questa è una manifestazione che ci tocca da anni, ma ci tocca nel senso buono, ci tocca perché ci piace, siamo appassionati, è un territorio molto vicino a vecchio Rally di Casciana Terme, che tutt'oggi si chiama così, poi è subentrato il Balestrero con una condivisione grandissima, quindi si sta cercando di portarla avanti per tutti gli appassionati del territorio a questo sport è bellissimo, questo sport è caldo, caloroso e a me mi fa piacere farne parte. Amici del motorsport, con noi un ospite che non ha bisogno di presentazioni, si tratta di Piergiorgio Barsanti. Buonasera Piergiorgio. Buonasera a voi. È con piacere che ti abbiamo nuovamente qui a Toscana TV Motori. Piergiorgio Barsanti, come tutti sapete, è presidente dell'Abeti Racing. Certo. Che organizza non solo i Rally degli Abeti e dell'Abetone, ma anche la Lima Abetone, che è un'altra manifestazione sempre importante nel corso in salita di campionato italiano autostoriche che si svolge primi di settembre. Bene, andiamo per ordine e diamo ampio spazio alla 34esima edizione del Rally degli Abeti. Sì, la manifestazione 34esima del Rally degli Abeti si svolge nel prossimo 4-5 giugno e in linea di massima ha le caratteristiche della classica gara del Rally degli Abeti che si svolge ormai da 34 anni. Ci sono delle piccole variazioni su delle piccole novità, ma sostanzialmente lo scheletro della manifestazione è sempre quella basata su il voler far fare un percorso che sia un percorso veramente agonistico, molto sicuro, dove i piloti stanno molto con il casco in testa, perché non abbiamo mai amato le gare con trasferimenti lunghissimi, dove ci si deconcentra, dove sì, ci si riposa anche, ma a volte è controproducente. Per cui noi abbiamo una gara impostata sulla dorsale del Brennero, che è notoriamente la strada madre, da cui entrano ed escono le prove speciali. E le prove speciali che hanno un chilometraggio di 82-83 km su 250 di percorso totale, quindi una percentuale molto alta. Quando diciamo 34esima edizione ci riferiamo all'evento che riguarda le auto moderne. Sicuramente sì, perché giustamente, come fai notare, quest'anno abbiamo inserito anche la prima, che poi in effetti sarebbe la quarta, ma comunque la prima vera manifestazione di auto storiche, vale a dire il primo rally auto storiche Abeti storico, con una vita a sé stante, cioè proprio una direzione gara, una numerazione, una classifica a parte. Tra l'altro le auto storiche partono prima delle moderne per dare una dignità anche alle auto storiche che spesso erano relegate a partire in fondo
le ultime 5. Quindi ecco, abbiamo fatto questo, ripeto, anche se è la quarta, perché in effetti... Ecco, appunto abbiamo tolto le parole di bocca. In passato avevamo prima fatto... da un lato, da questo punto di vista, di vita propria, e quarta, se andiamo a guardare invece anche il passato. Sì, avevamo fatto dei tentativi in passato di inserire questo tipo di manifestazione con scarso successo. Quest'anno diciamo che dovremmo avere la prima parte dell'investimento per il futuro, per cercare di arrivare ad avere anche noi una manifestazione storica con un numero di partenti interessante che ricalca la copia del moderno, quindi una gara molto competitiva, molto importante, molto tecnica. Se io dico trofeo Sicur Max, sì, allora, ecco, noi organizzatori delle 6 gare regional della Toscana e dell'Umbria ci eravamo fatti promotori di un'iniziativa che avevamo chiamato Granducato, cioè una specie di campionato con questo nome per cercare di perdere meno iscritti possibili, dal momento che eravamo rimasti tutti allo stesso livello, con lo stesso zero coefficiente, e quindi sicuramente svantaggiati nei confronti delle altre manifestazioni che invece erano state portate avanti. Poi all'Axai questa cosa non è piaciuta e noi abbiamo rinunciato. Però poi è venuto fuori la Sicurmax, che invece aveva visto e ha visto in questa nostra idea un qualche cosa di interessante, che ha chiesto se poteva farlo lei questa cosa, quindi prendere lei come gestione di questa specie di piccolo campionato. Noi abbiamo detto non abbiamo niente in contrario, e così è nato proprio questo voluto dalla Sicurmax Rally Challenge, che ha messo dentro le nostre gare, gestisce dei premi, delle classifiche, ma è una cosa che fa Sicurmax. Noi siamo soltanto i testimonial per quanto riguarda le gare in cui Sicurmax ha voluto essere presente per distribuire e per far migliorare la conoscenza del proprio marchio. E ora ti voglio portare sulle prove speciali. Certo, le prove speciali sono il piatto forte della nostra manifestazione. La nostra gara è una gara che ormai, ripeto, ha 34 anni, e per ben 34 anni 2 delle prove che noi abbiamo anche quest'anno in programma è sempre stata fatta: la prova speciale delle Torri e la prova speciale di Lizzano. Sono 2 prove stupende. Le Torri sono 13 km e 240, Lizzano 14 e 800, sono 2 storiche che sono state sempre presenti dall'inizio della nascita del Rally degli Abeti, che sono sicuramente la caratterizzazione di questo. La prima è uguale esattamente alle altre date, quindi alle altre edizioni, quindi uguale all'altro anno. La prova invece di Lizzano ha una piccola variazione sul finale, che invece di finire sulla statale Pistoia a Betone finisce poi nell'interno, diciamo alle porte dell'abitato di Gavinana, con 2 bivi molto spettacolari. Quindi avete inseriti per motivi spettacolari? Per motivi spettacolari abbiamo voluto inserire questo piccolo tratto, che è 1,5 km, 2 chilometri neanche, che sicuramente è molto tecnico e di alta spettacolarità. Abbiamo poi la famosa prova spettacolo, la super prova, che si svolge la sera del sabato, parte alle 17:35, è in effetti un anello che si percorre 1 volta e mezzo, e quindi è evidente che ci sono spesso e volentieri ci sono piloti che si riprendono in gara, e quindi c'è lo spettacolo nello spettacolo, i vari sorpassi, e c'è il mondo, perché quella è un circuito, ma non è un circuito perché sono praticamente dei pezzi di prove speciali, e ha tutte le caratteristiche delle prove speciali, però ci si corre come se fosse proprio in una pista. Quindi, che fa classifica, ovviamente. Lì degli Abeti coniuga bene aspetto tecnico e aspetto spettacolare. Sicuramente. Questo si svolge è la prima prova, che si svolge il sabato pomeriggio. Il rally parte alle 17, la gara c'è alle 17:35. Dopodiché tutti se ne vanno in riordinamento,
e la mattina poi si riparte alla prima prova Le Torri alle 8:36, poi Lizzano e poi l'inserimento quest'anno di una prova che non è certamente nuova, ma che è riproposta dopo svariati anni che non era stata più inserita. Una prova di 10 km e 400 metri, la prova del Melo, parte circa 2 km fuori di Cutigliano per arrivare all'abitato di Piana Sinatico passando tramite Rivoreta. Anche questa prova molto difficile. Quindi, come può vedere, noi abbiamo la prima prova, una prova spettacolo con una caratteristica tutta sua particolare, il suo fascino. Le altre 3 prove sono tutte e 3 prove sopra i 10 km, vicine ai 15, quindi impegnative sotto un profilo sia del mezzo meccanico che fisico che tecnico, e ripetendo tutto 2 volte ovviamente si ottiene un chilometraggio che diventa molto importante. Concorrenti, ancora se vogliamo è un po' prematuro, ma già possiamo fare qualche nome o dare qualche numero. Ma diciamo che gli iscritti al momento non sono tanti, perché come ormai sappiamo l'abitudine ora è diventata di mandare l'iscrizione all'ultimo momento. Poi vi sono molte manifestazioni che sono state vicine alla nostra e quindi alcune ancora devono avvenire, quindi alcuni piloti aspettano di essere usciti indenni dalla manifestazione per poi mandare via l'iscrizione. Comunque sappiamo che sicuramente c'è Artino, che è Luca, che è il fresco vincitore del Val di Nievole, che è in testa alla zona. Poi ci sarà sicuramente il Santini con una Fiesta R5, ci sarà il debutto di Brunero Guarducci con un Peugeot 208 ed altri. È inutile entrare nel merito perché sicuramente ve ne verranno altri, però ancora diciamo l'iscrizione non l'abbiamo, quindi riteniamo che dovrebbe essere una manifestazione che piano piano sta ritornando ad avere dei numeri di iscritti anche importanti e molto competitivi anche nella tipologia delle macchine. Nella coniugazione sport-spettacolo si inserisce un evento molto particolare, un personaggio che anche lui non ha bisogno di presentazioni. Paolo Ruffini, sabato 4, sarà, come dire, il perno di una serata importante. Sì, è uno show che Paolo Ruffini, grazie alla collaborazione che abbiamo iniziato come Abeti Racing con Armando Colombini e Jacopo Innocenti mi sembra che si chiami 2000, scusate se giro la testa perché non mi ricordo mai come si chiama ancora, e 2000 Show Rally, che è una società di creazione di momenti particolari come questo di Ruffini, che grazie a loro Ruffini sarà sul palco subito dopo l'arrivo dell'ultima macchina della prima tappa, quindi del sabato sera, con una sua presenza, un piccolo show completamente gratuito che allieterà la serata dei piloti e di chi vorrà esserci con una pericena. Ecco, una cosa così, niente di impegnativo, ma sicuramente di simpatico per dare un attimo di importanza e di diversificazione alla gara stessa. Come sentite, molte cose al Rally degli Abeti. Che cosa non abbiamo detto? Non abbiamo detto che ci sarà anche una manifestazione sempre di contorno per test con 4x4, quindi con delle Jeep trial, queste macchine strane che io conosco poco, che comunque so che sono molto interessanti e molto seguite. Cos'altro c'è da dire? C'è da dire che la nostra è una gara fra le più belle che c'è, anche fra le più sicure, e ci teniamo a dirlo, che è gestita interamente da volontariato e che anche per quest'anno, nonostante i grandi sacrifici e le grandi difficoltà economiche del momento nel reperire soldi per sopperire alle spese e nel reperire concorrenti per poterli portare a correre, è riuscita a arrivare fino alla manifestazione con tutto l'entusiasmo di 34 anni fa e con la speranza di poterci risentire poi
per l'anno prossimo. Certamente, ma ci sentiremo poi e ci vedremo per l'evento e poi ci ritroveremo anche nel dopo evento qui nei nostri studi o comunque sul territorio per parlare di quella che sarà stata la 34esima edizione del Rally degli Abeti. Grazie a Pier Giorgio Grazie a voi che ci avete ospitato. Grazie. E a prestissimo. Allora. Grazie. Grazie. Ed eccoci al consueto punto settimanale di Alessandro Bugelli. Buonasera Alessandro. Ciao, buonasera. Un punto allargato nel senso che alla mia destra dal Loggione è arrivato Gianfranco Di Gennaro che per tutto il resto della trasmissione era rimasto a curiosare dietro le telecamere. Fronte? Retro. Ecco. Adesso finalmente front e via andare. Iniziamo il nostro punto, che poi è il punto di Alessandro. Io calo questa carta, il dopo Casciana, cosa possiamo dire? Ma ne possiamo dir bene, perché la gara è da annoverare tra quelle con il bilancio sicuramente positivo di questa prima parte di stagione, che poi sta diventando la fase centrale. Oltre 100 iscritti, a quanto mi hanno detto, io non ero presente all'evento, comunque i colleghi mi hanno detto una bella gara anche sotto l'aspetto sportivo, prove speciali prese d'assalto da molti tifosi, molti appassionati per via anche della bella giornata tipicamente estiva. Ecco, c'è poco altro da dire, insomma, le gesta sportive poi verranno raccontate appunto dal collega Gabriele Michi. Ecco, si è proseguito il trend positivo che ormai dura da mesi, dall'inizio dell'anno comunque in Toscana. Osservazioni? Ma in effetti come uomo di televisione devo dire una cosa molto semplice. Effettivamente non so perché, ma ho notato che c'è un notevole incremento sia di pubblico nei nostri confronti, ma soprattutto di concorrenti e di iscritti alle gare toscane, e questo è una cosa iperpositiva rispetto all'anno scorso. Non so se tutte le cose sono correlate, credo proprio di sì, però, e lo spero. Io sono sempre stato fautore con la mia memoria di gare dove praticamente si faceva la corsa all'iscrizione perché chi prima si iscriveva era sicuro di partecipare, però questo parliamo degli anni mitici, anni 70-80, ormai molto lontani. Però devo notare che adesso quando si supera o si va vicino al numero dei 100 iscritti per quasi singola gara, e questa è una cosa molto positiva in un momento in cui c'è una densità di gare importanti e che però siamo lo stesso all'inizio della stagione. Non posso far altro che approvare quello che ha detto Gianfranco, sì. Poi specialmente, appunto in modo particolare, il calendario toscano è fitto di impegni. Praticamente ogni 15 giorni c'è una gara, il bacino è sì ampio, però è anche vero che la crisi economica non è assolutamente alle spalle. Per cui, insomma, c'è di che essere felici e pensare anche in positivo. Poi non parliamo solo di rally, ma parliamo di velocità in salita, di regolarità, di gare di kart. Io personalmente vengo da un pienone di folla dal Mugello in questo ultimo weekend che è stato eccezionale. Diciamo, c'è una grandissima volontà di motori e questo credo che possa far bene in un modo o nell'altro a chi è spettatore, ma a chi è anche protagonista. Lui ha aperto il fronte del Mugello, facciamo una parentesi, e Valentino, quello che è accaduto al Mugello. Succede. Quando abbiamo un mezzo meccanico succede. Peccato che è successo nella gara in cui non doveva succedere, però purtroppo... Lì è proprio sfortuna, perché se parli proprio con Valentino, l'ha detto, la Yamaha non rompe motori credo da 4 anni, non rompeva motori da 4 anni e in una stessa giornata 2, solo che sulla moto di Lorenzo è successo la mattina nel warm-up e gliel'hanno cambiata, infatti dopo ha fatto una gara fantastica. In quella di Valentino ha fatto un warm-up non da leader e praticamente a metà gara, al 9° giro, una bella fumata bianca, ha detto non abemus papam, perché se avesse vinto Valentino gli oltre 100.000 avrebbero condito di giallo tutto l'autodromo. Stacco colmabile?
Sì, dobbiamo essere positivi, sì, sì. Sì, guardandola da italiani, da tifosi italiani, sì. Vediamo. Io parto da un presupposto, 37 anni e ancora quella volontà, come se lui ne avesse 18. Quando c'è al mezzo non è secondo a nessuno. Si sta parlando comunque di un contesto di grandi piloti. Al di là delle polemiche che sono state. E questo in generale ci ricorda quello che tu ci hai sempre detto. Andreucci, anche lui ha oltre 50 anni, eppure diventano come il vino. Più diventano anziani, più sono buoni. È una cosa eccezionale, ma hanno una vita irreprensibile, si allenano giudiziosamente, sono dei validi professionisti. Cioè, ecco, così sono una scuola guida per i giovani. Senz'altro. Torniamo al nostro, nel senso che abbiamo lasciato il Casciana alle spalle e abbiamo di fronte i Rally degli Abeti. Ma sempre parlando di trend positivo, io sono convinto che al Rally di San Marcello Pistoiese ci potrà essere anche in questo caso un bel plateau di partenti. Come ha detto poco fa Pier Giorgio Barsanti, sono attesi anche dei nomi, nel senso, ecco, con vetture importanti, il che anche in questo caso fa presagire sicuramente una bella gara, come lo è sempre poi stato il Rally degli Abeti sin dalla sua prima edizione nel 1983. Dalla tribuna cosa diciamo? Diciamo che a me è fatto molto piacere che Pier Giorgio, che è un amico di vecchia data, nel suo rally faccia debuttare un bel connubio fra lo spettacolo in sé per sé del motorsport e lo spettacolo vero, quello di un comico livornese molto importante, molto conosciuto, e che permetta di far vedere che il motorsport non è solo rumore e fastidio, ma può diventare nei tempi morti anche un sistema per potersi divertire a tutto tondo. Teniamo poi presente che il fatto stesso che noi sposiamo da sempre il connubio che il rallismo è strettamente legato al territorio, e questa è una condizione che deve permettere sempre un'unione a tutto tondo. Guarda, su questo argomento io ho spesso tante pagine di scritti come giornalista, come anche comunicatore. Io sono nativo della montagna pistoiese e sin dalle prime edizioni che io andavo a vedere come appassionato, poi vi ho anche partecipato come copilota, l'Abeti Racing lo ha sempre inteso come un veicolo di promozione per il territorio. Da montanino, montanaro, chiamami come tu vuoi, posso dire che non è stato recepito molto bene il messaggio dal territorio per quello che era la valenza dell'evento, sia per il Rally degli Abeti ma anche per altri eventi di altre discipline sportive. Peccato perché sono dei treni perduti, come lo è stato anche nel tempo del recente passato la Lima Betone, che aveva perso la validità del CVM, poi l'ha ritrovata sempre nel tricolore delle auto storiche. Si è presentata la montagna pistoiese in un contesto nazionale ma anche oltre i confini nazionali. Purtroppo sia le amministrazioni pubbliche locali, sia i commercianti, sia credo anche la popolazione stessa non ha recepito bene la valenza di quello che poteva essere il messaggio della montagna pistoiese. La montagna pistoiese che non sta attraversando dei bei momenti. Ma ora lo sta capendo piano piano? Nutro forti dubbi. E i ragazzi dell'Abeti Racing io li seguo dal lontano, oramai 1994, come responsabile dell'ufficio stampa e della comunicazione comunque, ci hanno sempre messo l'anima, ci hanno messo sempre la faccia, ci hanno messo anche dei loro soldi di tasca propria e purtroppo sono sempre stati lasciati un po' soli. Questo è un peccato, è un peccato. Perché la valenza c'è, io spero che comunque... Però visto che adesso il nostro Gabriele Michi, quando... essendo l'inviato ufficiale di Toscana TV Motori nelle gare regionali, intervista sempre degli assessori dello sport o dei vice sindaci o dei sindaci di questi paesi, e per la prima volta dall'anno scorso ho notato che c'è un'inversione di tendenza.
si comincia a dire anche nel paese piccolo, la gente non può più dire che se non si fa l'evento perché non si fa mai nulla, eccetera, è una cosa veramente importante. Io ho notato una certa, sarà perché magari rispetto a tanti altri vedo i filmati più e più volte, per motivi ovviamente di lavoro, però ho notato che in tutti i vari responsabili di chi deve dare i permessi, perché ricordiamoci che sono gare su strada, quindi hanno bisogno di un mucchio di permessi e di un mucchio di lavoro attorno per far svolgere questi eventi in completa sicurezza, ho notato che c'è una positività latente e questo secondo me fa ben sperare. Sì, è vero. L'abbiamo visto anche con il recente Val di Nevole. Infatti. La sindaca, il vice sindaco di Larciano, pro tempore, anche Lisa Midei, sì, possiamo fare anche il nome, ha sposato in pieno la causa del rally della Val di Nevole che era stata presa in carico dal compianto sindaco Pappalardo, una persona che aveva delle lungimiranze sicuramente su questo. Bello anche quello che ha fatto il sindaco di Lamporecchio. Vero? Sì. Sicuramente hanno accolto bene, cosa che ad esempio non è stato recepito, capito o volutamente anche fatto a Montecatini, quando il rally era a Montecatini, partiva e arrivava in centro, Montecatini non ha avuto interesse al rally, era come forse anche che gli desse noia, e non ha mai avuto uno stimolo importante, un sostegno importante da dare all'organizzatore. Poi le motivazioni io non le conosco, però è un peccato che vedere un rally che da Montecatini va in una frazione limitrofa della Val di Nevole. Comunque io credo che il rally ne abbia guadagnato in questo caso. Avremo tante cose di cui ancora parlare, ma il tempo, come si suol dire in questi casi, talvolta è tiranno, anzi lo è sempre, poi parlando di motorsport le cose vanno molto veloci. Il Rally dell'Adriatico? È la prima gara su terra, la prima delle 2 su terra del campionato italiano, una gara sicuramente che potrà anche cambiare certe carte in tavola, le potrà cambiare ma anche no. Ecco, diciamola tutta. No, sì, ma anche no. Sicuramente rispetto allo scorso anno potrebbe cambiarle perché dalla prima alla seconda giornata di gara non si partirà nella seconda giornata, appunto nella seconda tappa, chiamiamola come vuoi, non si partirà in ordine di classifica, ma essendo 2 gare separate si partirà sempre con l'1, 2 e il 3, l'1, 2 e il 3. La cosa che noto, ed è notizia della scorsa settimana, è che la BRC raddoppia l'impegno, e questa è una cosa molto importante, perché vuol dire che credono di poter lottare per il titolo italiano e hanno dato fiducia a Campedelli, a Simone, che secondo me è uno dei talenti giovanili italiani più inespressi. Sono contento per lui, Munaretto da una parte prima e ora la BRC, spero proprio che il buon Simone riesca a dimostrare totalmente quello che vale. Certo, la triade è un gradino più sopra, però se mai uno partecipa alle gare mai può far vedere il suo reale valore. Alessandro, grazie per il tuo punto. Abbiamo dimenticato qualcosa? No, la disamina è stata abbastanza completa. Abbiamo detto di tutto un po'. Segui il resto della trasmissione, poiché dobbiamo parlare anche della Coppa della Consuma. Avremmo dovuto avere qui San Micheli. Perfetto. Grande anima di questo evento. Della Reggello Motorsport. Avremo una specie di faremo la prima Avatar. Faremo la prima intervista su delega. E faremo finta che San Micheli, che non è potuto venire, si incarni in Gianfranco Di Gennaro. Io rivolgerò quindi a San Micheli tutte le domande possibili e immaginabili sulla Consuma e naturalmente Di Gennaro San Micheli sarà all'altezza della situazione. Ma sicuramente. Grazie. Buona serata a voi. 52esima Coppa della Consuma, una delle gare più affascinanti e antiche del panorama non solo toscano ma italiano. È una manifestazione molto seguita che appunto dicevamo ha un cammino che parte da molto lontano. E abbiamo un'intervista per delega, abbiamo scherzato su questo fatto, avremmo dovuto avere qui Francesco San Micheli, anima, una delle anime base di questo evento, ma non ha potuto esserci e ci siamo detti sarà Gianfranco Di Gennaro a rispondere
invece sua per quanto riguarda le curiosità che noi tutti abbiamo su questo evento. Allora, 52esima edizione, cosa mi dici? Dunque, ho sentito Francesco e l'idea è venuta a lui, mi ha detto: ma perché non fai tu al mio posto, io non posso raggiungervi. Io credevo fosse una battuta, invece poi in realtà al telefono abbiamo scherzato e effettivamente abbiamo detto potremmo lanciare una moda. D'altra parte alle gare fa piacere che si parli in anteprima delle loro gare e poi se ne parli durante e poi se ne parli dopo. Questo è il famoso triangolo magico di cui noi come Toscana TV Motori siamo stati i promotori. Effettivamente la 52esima edizione della Consuma è innanzitutto un evento dell'ACI Firenze che ha delegato al Reggello Motorsport, che dall'anno scorso ha riesumato questa gara, il cui primo anno è stato, la cui prima edizione è stata nel 1902 e nel periodo fra le due guerre ha avuto come vincitori due grandissimi nomi dell'automobilismo sportivo, uno il buon Biondetti e l'altro è stato il mitico Tazio Nuvolari, per cui non è una corsettina così sui generis, anzi. No, ha proprio uno spessore molto importante. E infatti, poi il problema è unicamente collegato al fattore tipico che lega due edizioni, ovvero quella del 2015 e quella che si svolgerà quest'anno, unite dallo stesso percorso, non più originario di 12 km, bensì di 8.430 metri, perché esattamente, diciamo così, nel rifacimento di questa gara si arriva al punto dove la partenza sarà da Diaceto e dopo appunto 8 km e 430 metri si arriverà al Poggio alla Ginestra, in cima al Passo della Consuma, con una serie di curve veloci, curve tornanti, eccetera. Morale, il top della guida. Il profilo altimetrico è importante perché si parte da quasi 500 e si arriva quasi oltre di poco i 1000, per cui è una cosa, direi che una gara che dal punto di vista dei servizi, della sicurezza e del piacere di guida è veramente storica, sia come successo sia come modus operandi. Una gara che si svolgerà grazie a questo ridotto chilometraggio di quasi 8 km e mezzo, potrà godere di 2 sessioni di prova al posto di una, perché appunto il rastremare molto le prove permette agli equipaggi di fare 2 sessioni al posto di una, e questa è una cosa molto importante per chi si iscrive a queste gare. Bene, dico che te la sei cavata proprio bene. Beh sì, in effetti, magari da qualche appunto, ma ovviamente tenete presente che quando noi andiamo in onda le prove saranno già state fatte, mentre invece la gara comincerà dalle ore 9 della mattina di domenica e la premiazione sarà attorno alle 15 presso il ristorante La Baita in cima e a fine gara. Bene. Abbiamo dato spazio alla Coppa della Consuma, speriamo che tante persone poi, sappiamo che la seguono, ma verranno anche in studio per parlarne. Dopodiché noi daremo infatti spazio, come facciamo di solito, prima, durante e dopo, al vero Francesco San Micheli, che mi ha detto che verrà qui in studio per spiegare le novità legate all'edizione addirittura 2017, e poi soprattutto anche al fatto che lui è uno dei più grandi collezionisti di Vespe. Cosa interessantissima. E questo è molto importante perché tu sai che stiamo cercando di aprire il discorso della nostra televisione anche alle moto, e come si può dimenticare la Vespa nel suo 70° anno di vita. I suoi primi 70 anni. Una valida giovane sempre ben presente nella testa degli sportivi. Ebbene, allora nel nome della Coppa della Consuma, ma anche nel nome della mitica Vespa, ritorneremo sull'argomento. Grazie Gianfranco e proseguiamo.
Assemblea soci e veterani della patente. La pista del mare di Cecina ha ospitato l'assemblea ordinaria dei soci di ACI Livorno, appuntamento annuale durante il quale sono stati premiati i più longevi possessori di patente, suddivisi in veterani, pionieri, maestri e accademici della guida. Soci che posseggono la patente da almeno 40, 50, 60 e taluni anche 70 anni, un vero record che merita di essere ricordato. Il Cartodromo Livornese, struttura che nasce nel 2007 grazie all'idea di Marco Cini, è la concretizzazione di un sogno ed è in continua espansione, poiché permette, con una pista omologata in categoria B da ACI Sport e in quella A da FMI Federmoto, di svolgere attività legate al kart, da un livello propedeutico sino a quello agonistico. Lunga quasi 1300 metri e larghezza costante di 11, la pista di Cecina può ospitare contemporaneamente fino a 34 kart in regime di gara, grazie anche ad una zona paddock di 12.000 metri quadri, una tribuna centrale con capienza di 1.200 posti ed una serie di servizi professionali che permettono di svolgere al meglio attività ed allenamenti sia amatoriali sia professionistici. Una struttura perfetta per ospitare una scuola di guida sicura. Il sistema Ready2Go, gemellato con ACI e unico a livello nazionale, per la particolare metodologia di insegnamento adottata, soprattutto grazie a lezioni pratiche. Moduli innovativi, rivolti a chi decide di innalzare il proprio grado di sicurezza attiva durante la guida, che permettono di effettuare esercizi che riproducono situazioni spesso frequenti su strada e che è meglio conoscere per poterle affrontare al meglio. Prove di guida notturna, slalom tra i coni, frenate con e senza ABS o su fondi a scarsa aderenza, sostituzione pneumatici e montaggio catene da neve, oltre a manovre per scansare pedoni che attraversano all'improvviso. La sicurezza è elemento trainante delle attività di ACI Livorno, rivolta soprattutto verso i giovani e i più inesperti. Un'energia operativa da applaudire per chi, come l'ACI, gravita ed è il fulcro attorno al mondo dei motori. Abbiamo con noi Luciano Fiori, presidente di ACI Livorno Sport, reduce da un bellissimo Rally dell'Elba, 40ª edizione. Eccoci subito improntati verso un prosieguo dell'attività, soprattutto sportiva e, come ha detto il vostro presidente, di viatico per la guida di tutti i giorni. Certo, questo è un connubio ACI Livorno Sport e Automobile Club, ovviamente non che va a braccetto, ma molto di più, perché diciamo che siamo il ramo operativo sportivo dell'Automobile Club. Sì, siamo reduci dal campionato VRC, dal campionato italiano, e direi siamo reduci con molta, si sta venendo da un campionato che ci ha dato molte soddisfazioni. Credo che, senza presunzione, queste sono un po' la critica che ci è venuta anche dalla stampa, senza nessun tipo di presunzione abbiamo lavorato bene e contiamo di proseguire sugli errori che anche abbiamo commesso, ovviamente costruire anche quello che dovrà avvenire. Siamo in un cartodromo alla pista del mare di Cecina. Quanto incide secondo voi il discorso del kartismo come attività propedeutica dell'automobilismo? Ma io credo che dalle informazioni che abbiamo, da quello che leggiamo, credo che il kartismo stia sempre più prendendo. Io ho un rapporto stretto, anche d'amicizia, qui con il gestore, con Marco Cini, che mi sta dicendo che anche a livello privato ci sono dei numeri molto interessanti di persone che vengono a provare sulla pista, e poi anche delle gare che mensilmente vengono effettuate sulla stessa pista. E credo che sia anche questo un connubio. Lui mi sta dicendo tutto quello che viene creato a livello di insieme con le aziende, ci vengono fatte delle gare aziendali, e anche questo è molto interessante, cioè
tutto contribuisce anche a un inizio, a uno sviluppo anche proprio dell'attività sportiva del kartismo. Non ci scordiamo che comunque sia Michael Schumacher ha iniziato dal kart, il figlio uguale. Quindi qualche cosa, un avvio verso anche guide di altro tipo sportivo, vuol dire che è un bel punto di partenza. Soprattutto per dare ai giovani una mission del tipo: in pista e in strada valgono le stesse regole. In pista e in strada valgono le stesse regole. Io credo che comunque sia le attenzioni ci devono essere sia in pista e sulla strada, perché in tutte e due le situazioni si possono fare dei danni se non si rispettano determinati protocolli, dei danni non voglio dire devastanti, ma spesso importanti e brutti. Quindi è vero che la pista porta a mettere quello che ti viene dal dentro al pilota, un qualcosa di diverso da quello che può avvenire sulla strada, ma insomma le attenzioni credo che siano doverose in entrambi le cose. Abbiamo con noi Marco Cini, titolare della Pista del Mare, una delle due espressioni di pista permanente del kart della Toscana. Cos'è questo rapporto con l'ACI Livorno Sport? Sì, da quest'anno abbiamo stipulato con ACI Livorno, con il presidente della Greca, questa convenzione che ha una durata al momento fino al 2018, dove sul nostro impianto abbiamo messo a disposizione la nostra struttura per lo svolgimento di questi corsi di guida sicura rivolti ai ragazzi neopatentati. E noi oltretutto, essendo anche appunto un impianto omologato ACI-XAI, abbiamo avuto siamo stati molto soddisfatti di questa collaborazione con ACI, che penso potrebbe essere anche un trampolino di lancio per qualche giovane novizio che magari con il corso di guida sicura può iniziare una carriera anche agonistica karting, per poi magari, chi lo sa, proseguire per le categorie maggiori. Un'idea alla Pista del Mare nata da? Allora, la Pista del Mare è nata da me e il mio babbo nel 2007, l'anno in cui più specificamente il 21 luglio abbiamo dato inizio ai lavori, e quest'anno quindi facciamo i nostri 9 anni di attività. Per ora sta andando tutto per il verso desiderato, quindi penso che si può solamente migliorare. 9 anni di sacrifici, di investimenti, o cominciate a vedere la fine del tunnel? No, sono previsti nuovi investimenti, penso per questo fine anno. Pensiamo di ampliare nuovamente la nostra struttura con altri 200 metri circa di tracciato, e stiamo già allargando ora il punto di ristorazione con altri 100 posti, quindi siamo a oltre 200 posti a sedere, e quindi noi, nonostante il periodo che sia quello che sia, però proseguiamo per la nostra linea di investimento per migliorarci sempre di più. Un'ultima domanda: il kart secondo te è visto proprio come attività propedeutica o è il primo gradino di questa scala dell'automobilismo sportivo? Il kart secondo me è proprio l'inizio del motorsport, cioè chi inizia subito dal karting, che poi dopo dal karting si tramuta nelle varie formule o GP2, GP3, per arrivare poi magari in pochi in Formula 1, però il primo trampolino di lancio è il karting, dove uno inizia i primi approcci con la guida, insomma, dai più piccoli fino a quelli già di età elevata, insomma. Quello che può rimanere in un momento di crisi finanziaria come quella in cui stiamo vivendo può essere come ostacolo il fatto che la gente creda che ci vogliono tanti soldi per iniziare. In realtà? Sì, in effetti, visto da fuori tanti sembra quasi impossibile di iniziare questa attività di karting, però come tutti gli sport il karting si può fare in vari modi, quindi si può anche spendere cifre giuste, iniziando dalle serie regionali, ACI Karting, per arrivare anche ai campionati nazionali, però insomma dipende uno e gli obiettivi che ha. Se uno si può accontentare, può tranquillamente con cifre molto basse, può tranquillamente fare la sua gara, certo se poi uno mira a vincere i campionati titolati europei, mondiali, allora lì si va su un pianeta non inavvicinabile, però
molto più alto, insomma, a livello regionale. E invece solo per attività ludica, per divertirsi? Per attività ludica abbiamo il classico noleggio come hanno tutti gli altri cartodomi, e lì praticamente i prezzi sono molto bassi perché sono, diciamo, turni da 10 minuti a 15 euro, quindi qualsiasi ragazzino ad oggi può tranquillamente avvicinarsi per provare almeno l'ebbrezza del karting. E per l'attività ludica voi fornite tutto, dal kart al casco alle misure di sicurezza, per qualche minuto di piacere. Sì, noi forniamo il kart completo di abbigliamento, casco integrale, quanto necessita appunto per fare il singolo noleggio con tutta sicurezza, in una pista quindi omologata con tutte le specifiche imposte dalla nostra federazione, quindi i 15 minuti proprio di puro divertimento, insomma. Illustrati i numeri dell'attività ed operatività di ACI Livorno, ecco la premiazione di chi da molti decenni ha la patente di guida. Per tutti l'appuntamento è al 2017, grazie anche al contributo di simpatia e charme di chi opera giornalmente per la sicurezza altrui. Questo è il fascino di Mille Miglia, siete voi, sono queste piazze piene di gente, l'Italia che è un paese che si rivela l'ennesima volta un paese più bello del mondo, e quindi questa cosa che unisce tutta l'Italia. È stata un'edizione, questa 2016, della Mille Miglia, che ha confermato, se ce n'era bisogno, tutto il suo irresistibile fascino. Tracciato come sempre suggestivo, con alcune varianti che hanno reso questa rievocazione storica ancor più seguita ed intrigante. A tratti con ali di folla da Giro d'Italia per le 500 bellissime partecipanti provenienti da tutti i continenti. Tanti i driver di qualità, di blasone, piloti di ieri, uno per tutti Jackie X, personaggi della cultura, dell'industria, artisti, sportivi. Veri tributi d'affetto, applausi, foto per le Bentley, Bugatti, Alfa Romeo, Ferrari, Lancia, Ansaldo, Mercedes, Aston Martin, Maserati, Cisitalia, Zagato, Jaguar, Porsche, Austin Healey, rarissime, che hanno fatto bella mostra di sé lungo il percorso. La classifica non è male, siamo 35esimi e con uno scarto di 3 centesimi per prova. E allora il male? E il male è che non abbiamo più la dinamo, sicché cambiamo batteria su batteria. Come va? No, non va molto bene, siamo a cavallo del 20° posto, però devo dire che questi giovani rampanti sono molto bravi, bisogna fare i complimenti. E poi tutto quello che questo paese bellissimo. Bellissimo. Uno dei passaggi più suggestivi nel cuore di Barberino Valdelsa, gioiello del Chianti, feudo in passato della potente famiglia Barberini. Maffeo Vincenzo Barberini, al secolo Papa Urbano VIII, varcherà il soglio pontificio dal 1623 al 1644, Papa Urbano VIII, di cui a Roma c'è ancora quel detto: quello che non fecero i barbari lo fecero i barberini. Con l'occasione l'amministrazione comunale ha voluto tributare un premio speciale alla memoria di Clemente Biondetti, indimenticato pilota, eroe di questa mitica corsa negli anni che furono al tempo della gara competitiva. Clemente Biondetti è un grande personaggio che stiamo giornalmente riscoprendo, il suo nome è strettamente legato alla Mille Miglia. È legato per forza alla Mille Miglia perché insieme a Stirling Moss è un recordman della Mille Miglia, perché è l'unico a averne vinte 4, e Stirling Moss è quello che ha fatto la Mille Miglia stabilendo il record di velocità. È legata alla Mille Miglia perché ha cominciato a iscriversi nel 1930 e ha finito nel 1954, dove fra le altre cose corse la Mille Miglia da solo, senza il copilota. Come privato, grazie a un amico, Luigi Piotti, che gli mise a disposizione una 250 Mille Miglia carrozzata da Motto, con la quale Clemente riuscì ad arrivare quarto assoluto, primo sicuramente fra i privati, perché fra l'altro c'era davanti a lui Ascari, Marzotto e forse Bracco, non ricordo bene.
È una manifestazione bellissima, siamo felicissimi di ospitarla qui nel centro storico di Barberino, che è il nostro gioiello e nel quale stiamo lavorando tantissimo per valorizzarlo. È un premio molto importante a questo equipaggio, alla memoria di Biondetti, che è stato l'unico ad aver vinto la 1000 miglia 4 volte, e siamo felicissimi di ospitare la scuderia e di poter fare questa festa, direi, popolare. Per noi innanzitutto è un onore avere la manifestazione che passa per la prima volta dal nostro borgo storico, dal castello, come si dice comunemente. E oltre a questo orgoglio abbiamo la doppia soddisfazione di premiare la scuderia Biondetti, che appunto ha portato l'onore della Toscana vincendo 4.000 miglia, e questo è un evento secondo me importantissimo che rende onore a una persona mai troppo valorizzata, secondo me. Per me è un'emozione grande, soprattutto in memoria dello zio Clemente. Sente l'esperienza che sta vivendo alla 1000 miglia? È già la quinta 1000 miglia che faccio, però è sempre molto carica l'adrenalina, insomma, è una scarica di adrenalina importante e poi entusiasmante perché si passa in questi borghi bellissimi dell'Italia dove tutte le persone ti acclamano, ti aspettano, insomma è emozionante. Questa 1000 miglia ha un sapore particolare per voi, ovviamente legati a Clemente Biondetti. Sì, molto legata alla famiglia di Biondetti e quindi è un onore farla per la quinta volta e poi passare da queste strade fiorentine ancora di più. E da Barberino a Valdelsa, dopo questo significativo transito e premio, la 1000 miglia proveniente da Roma ha proseguito il suo cammino verso Parma e l'indomani il compimento del tracciato con arrivo ultimo a Brescia. Brescia-Roma-Brescia, appunto, 1000 miglia, un mito tutto italiano senza eguali nel mondo. L'abbinamento Chianti-Cassia-Corse, come dire, va da sé. Cassia-Corse, noi abbiamo ripreso le scene di una vecchia scuderia nata negli anni '80 che era proprio sulla Cassia-Corse, chilometro 264, e abbiamo rifondato questa scuderia storica che si occupa di raduni, di, come vedete, concorso di eleganza e più, corriamo in pista, corriamo in salita, facciamo regolarità, insomma spaziamo un po' di tutto, siamo una sessantina di soci con delle belle macchine. Campionato italiano VRC 2016, atto secondo. Si corre sulle strade ricche di storia realistica delle 1000 miglia, gara quest'anno giunta alla 40ª edizione. Una manifestazione, quella dell'Automobile Club Brescia, sempre molto amata dai piloti come dimostrato dalle 141 vetture iscritte. Tanti possibili protagonisti della gara come il comasco Paolo Porro e Paolo Carnielutti con la Ford Focus VRC del team Blue Thunder Racing. L'equipaggio vincitore del Rally dell'Elba dovrà resistere agli attacchi di Tobia Cavallini e Sauro Farnocchia con la Ford Fiesta VRC della Tama Auto. Sì, l'Elba abbiamo cominciato molto bene, abbiamo fatto una gara bella, quindi siamo contenti. Qua bisogna ricominciare da capo perché comunque gli avversari sono tantissimi, poi c'è Stefano Bertini che è di casa e che sarà un avversario temibile, Signor che va fortissimo, c'è Luca Pedersoli che è di casa, anche lui che ne va forte, Corrado che è un altro pericoloso, c'è Tobia che può essere anche lui nei primi, quindi per me la cosa importante domani è il meteo, bisogna capire un attimo cosa succede perché il meteo è incerto e sono convinto che chi sbaglierà di meno sulla scelta delle gomme potrebbe comunque far bene in classifica. Sì, sicuramente rientro molto positivo, soprattutto in ottica punteggio e quindi campionato. Abbiamo fatto un po' di chilometri, quindi sicuramente qua al 1000 miglia siamo più preparati e la gara insomma la conosco, in passato mi ha dato anche delle belle soddisfazioni. Domani però insomma sarà una gara molto difficile ed insidiosa perché il meteo farà un po' di brutti scherzi, quindi secondo me bisognerà stare attenti, non sbagliare e per quanto mi riguarda sarà importante ragionare proprio quasi esclusivamente in ottica campionato, cercando ovviamente di mantenere il ritmo più alto possibile in base alle nostre possibilità ovviamente. Presente anche Luca Pedersoli con la Citroën C4 VRC, in questa occasione navigato da Anna Tomasi, che punterà molto in alto nella gara di casa.
Confermata la presenza nella serie tricolore proprio da Brescia del veneto Marco Signor e dei due Fontana, Corrado con la Hyundai i20 VRC e Luigi con la Ford Focus VRC. Siamo in casa, anche se da un punto di vista meramente numerico questa è la mia sesta partecipazione al rally completo, mentre invece insomma sono degli avversari, vedi Marco qua dietro che è la sua 10ª, quindi insomma c'è gente che lo conosce forse meglio di me, però è chiaro, per me è la gara di casa, quindi per noi bresciani il Rally Mille Miglia ha un sapore tutto particolare. Quest'anno poi si festeggia il 40°, quindi è sicuramente un rally per noi speciale. Vediamo, insomma l'anno scorso sono stato fermo quindi non l'ho fatto, quest'anno risalgo in macchina, sarà sicuramente difficile, noi ci proviamo, cercheremo di dare il massimo subito dall'inizio e poi domani sera vediamo. Beh, sicuramente a partire dal Mille Miglia, anche l'anno scorso comunque c'erano belli avversari, quest'anno ce ne sono di nuovi, se ne sono tolti altri, quindi diciamo che noi pensiamo di fare la nostra gara e di accelerare. Poi vedremo domani i riferimenti degli altri e domani, speriamo dopo di arrivare a domani sera, e vedremo cosa riusciamo a fare. Capitolo nuovo, una gara che mi piace molto, purtroppo corta perché effettivamente con questo format 100 km sono veramente corti, però bisogna attaccare da subito ovviamente, quindi sarà molto importante, soprattutto Perti, che credo che sia la prova poi determinante, e vediamo poi in che condizioni poi le affronteremo tutti quanti con il discorso meteo. Ma guarda, la gara è bella, ha una sua storia che sicuramente la senti, anche se magari adesso è un po' ridotta rispetto a un tempo, per cui è una gara che ti dà sicuramente delle soddisfazioni anche solo per il nome che porta. Ci impegneremo su un discorso di tempo? Ma speriamo, insomma, ecco, le previsioni sono sì e no, tempo bello o brutto, però le prove sono molto belle. Da seguire anche la gara delle altre spettacolari World Rally Car presenti alla gara e del pilota locale Stefano Albertini. Sono già molto contento di esserci, ecco, sicuramente con una macchina di questo livello, perché è veramente una macchina che mi ha impressionato, ecco, l'ho provata per la prima volta questa settimana e sono rimasto veramente sorpreso, ecco, dalle potenzialità della macchina. In gara anche le aggressive performanti Suzuki Swift Sport R1B impegnate nelle monomarca Suzuki Rally Cup, dove l'equipaggio da battere sarà quello di Simone Rivia e Maina Bertolasco. Tanti protagonisti attesi quindi, ma alla fine le vere protagoniste della corsa sono state le condizioni meteo. In effetti si può parlare di una gara con due facce. La prima, quella della metà iniziale della classica, con Pedersoli con la Citroën C4 VRC davanti a tutti nettamente, gli altri a dividersi equamente in problemi. Il bresciano sul primo passaggio su Irma, Pertiche e Moerna distanziava infatti nettamente tutti gli altri. Una scelta oculata degli pneumatici, al contrario di quella operata ad esempio da Fontana in testa coda all'inizio della prima prova e da Cavallini. Problemi invece per Signor, subito incappato in una foratura, e per Porro, scivolato lontano e poi fuori gara a causa della rottura prima del turbo e poi del cambio. Sinistra 4 più lunga molla. Subito, destra 4 più, 30. Ritarda a sinistra 2 più gira sì, 50. Al rovescio ritarda a destra 5, meno vai. In destra 5, 3 tempi vai, 100. Al cipo ancora 80. Al rosso 20 destri, sinistra 4 più. Per ritarda a destra 5, meno vai. 40 sinistri. 50, ritarda molto, sinistra 3 più, chiude il cartello e occhio esterno. Per destra 4 più vai e destra 5, in sinistra 4 più vai, 60, sinistra, attenzione sinistra, 4 tieni, 40, destra 4 più apre vai, continua, 5 tieni, per sinistra 6 lunga, in destra 4 più tieni vai, stringe occhio esterno, per sinistra il ritarda molto, destra 4 chiude, vai al bianco, continua 5, 3 tieni, subito tornante a sinistro. In sinistra 3 lunga, per sinistra 6, 50, destra sinistra 5, subito destra 4, in sinistra 4, in destra 4 più occhio interno, in sinistra 5 2 tempi, in destra 4,
subito sinistra 5 meno, 4, subito. La seconda parte della gara è stata invece pesantemente condizionata dalle condizioni meteo, con il maltempo sotto forma di pioggia e grandine che si è abbattuto sulla corsa, portando a ritardi ed anche all'annullamento di una prova per i big. Una frazione di gara tormentata per tutti che ha visto il vantaggio del bresciano Pedersoli assottigliarsi con il ritorno prepotente di Corrado Fontana con la Hyundai i20 VRC. Il comasco, che a metà gara aveva oltre 40 secondi di vantaggio sul bresciano, ha chiuso alla fine con soli 5 secondi di vantaggio. Con questo successo Pedersoli si porta in testa la classifica di campionato con un solo punto di vantaggio su Cavallini, alla fine ottimo terzo. La corsa si chiudeva quindi con il podio finale composto da Pedersoli primo, Corrado Fontana secondo e Tobia Cavallini terzo. Ma è una gara per me, cioè il 40esimo per me è la gara delle gare, quindi non volevo sbagliare, avevamo pianificato di attaccare molto all'inizio, il primo giro, perché per noi le avevamo definite 2 gare nella gara, quindi la gara della mattina e la gara del pomeriggio, per cui volevamo crearci un vantaggio la mattina e capire chiaramente a che punto eravamo e attaccare, e così è stato. E poi il secondo giro abbiamo cercato di difendere, chiaramente Fontana è andato molto più forte di quanto ci aspettavamo, quindi ce l'ha resa un po' più dura, però oggettivamente arrivare all'ultima Moerna con più di 20 secondi di vantaggio, diciamo, non è stato difficilissimo. Sicuramente le condizioni ti portavano magari all'errore facilmente, però siamo riusciti a gestirla e punto, e abbiamo vinto il 40esimo rally. Sì, sarebbe stato un miracolo sinceramente, perché con anche prova di Irma annullata in 2 prove a recuperare il 45, sinceramente ci abbiamo provato comunque, perché secondo me le gare finiscono al CO dell'ultima prova, quindi è peccato, per 5 secondi effettivamente rimane il rammarico, però rimane anche la soddisfa di aver fatto un bel giro con la pioggia. Purtroppo stamattina eravamo troppo morbidi di gomma e poi anche sulla prima prova noi ci siamo girati, ci abbiamo lasciato tanto, però dai, le gare sono così. Beh dai, alla fine bene anche oggi, soprattutto in ottica campionato. Stamattina siamo partiti abbastanza bene e poi dopo le 2 prove successive abbiamo faticato perché le temperature sono salite, abbiamo fatto una scelta di compromesso e abbiamo perso un po' di tempo. Alle spalle dei primi 3 protagonisti assoluti si è messo in luce il piemontese Alessandro Bosca, velocissimo, che ha chiuso quarto assoluto con la sua Ford Fiesta R5 primo di classe, che ha dimostrato di sapersi insinuare tra le regine World Rally Car. Buone anche le prove di Roberto Tononi e Giorgio Dettisi, entrambi in gara con Ford Fiesta VRC, e quella di Emanuele Zecchin con una Peugeot 208 R5. Un discorso a parte va fatto invece per le Swift R1B impegnate nel secondo appuntamento della Suzuki Rally Cup. Le condizioni climatiche infatti hanno particolarmente inciso sulla gara delle piccole e grintose vetture del Sollevante, che nei fatti hanno potuto disputare pochissimi chilometri di prova nel disappunto generale dei partecipanti. Alla fine il migliore, come già nella gara di apertura della serie, è stato Simone Rivia davanti a Corrado Peloso. Ottima anche la prova di Roberto Vescovi su Renault Clio, alla fine 10° assoluto. Alla seconda partecipazione al Rally Targa Florio, in occasione dell'edizione del centenario della gara siciliana, Enrico Ma mette a segno una significativa vittoria. Navigato da Yannick Roche sulla Lancia Stratos HF Gruppo 4, il pilota transalpino ma biellese di adozione si aggiudica il miglior tempo in 7 PS sulle 9 prove speciali disputate sui tracciati disegnati sulle Madonie e segnate dai mutamenti meteorologici. Non ha avuto apparenti problemi a fagocitare la competizione l'ex pilota di Formula 1, imponendosi anche nel secondo raggruppamento, categoria dove il valtellinese della Piacenza Corse Lucio D'Azzanche è riuscito a conquistare il secondo piazzamento. Presentatosi con una Porsche 911 RSR, che non era l'usuale personale gruppo 4 ma una nuova, e divisa con il conterraneo Daniele De Luis, il campione lombardo ha centrato la terza piazza assoluta con una gara regolare. Soprattutto direi che la vittoria della Lancia Stratos, dopo la vittoria del 74 per il 100° anniversario, sono contentissimo di portare la Stratos alla vittoria, è un onore.
Gara non facile e segnata da distacchi rilevanti tra le posizioni, mette in evidenza il terzo posto nel secondo raggruppamento di Nicolas Montini, in coppia con Romano Belfiore all'esordio nella gara siciliana con la Porsche 911 RSR Gruppo 4 della Piacenza Corse. È il siciliano della scuderia Pegaso Palermo Gordon, affiancato da Cicero, a dar le note a bordo della Porsche Carrera RS, con la quale concludono quarti di raggruppamento, precedendo la Franca e la Franca quinti con un'altra Porsche Carrera RS. Sesti si piazzano i sammarinesi Cesarini e Gabrielli, che con la Ford Escort RS 1600 MK1 s'aggiudicano il gruppo 2 TC2000. Tredicesimi di raggruppamento e primi di classe 1600 sono i bresciani dell'isola vicentina Maestri e Sponda su Lancia Fulvia Coupé 1.6. Veloce nella prima prova speciale sul circuito spettacolo di Cefalù, il pavese Riccardo Canzian si è dovuto ritirare poco prima dello start della seconda prova per rottura del 4 cilindri della Opel Kadett GTE. È il vicentino Luchi in coppia con la torinese Fabrizia Pons a firmare la classifica del quarto raggruppamento, guidando in modo attento la Lancia Delta 16 valvole, vincendo comunque 2 frazioni cronometrate. L'inossidabile fuoriclasse dell'isola vicentina mette a segno un'importante affermazione, arricchendola con il secondo posto assoluto, precedendo sul traguardo di raggruppamento il siciliano Marco Savioli. Atteso all'esordio con la Porsche 911 SCRS Gruppo B, l'ex campione italiano della scuderia Pegaso, navigato da Marcello Certisi, è il secondo di categoria, staccando Carlo Falcone e Pietro Ometto, terzi con la Lancia Delta 16 valvole. Sì, una bella gara, purtroppo troppo frequentata in questo caso, però il centenario della Targa Florio meritava un'affluenza di concorrenti come c'è stata. Diciamo che l'organizzazione si è trovata in vera difficoltà perché gestire un numero così importante di piloti e di vetture non deve essere stato sicuramente una cosa semplice. Gara molto bella, io ho dato quello che potevo con la mia macchina, diciamo che la Delta non è proprio la macchina ideale per questi percorsi veloci della targa. Quarti sono Danna e Gargano a bordo della Renault 5 GT Turbo. Pegaso Palermo a controllare le prestazioni dei veronesi Patuzzo e Siragusano, ottimi sesti di raggruppamento con la Toyota Celica Team. Mirabile e Biceri sono settimi con la Fiat Ritmo 130 TC della New Turbomark, secondi di classe oltre 1600 davanti a Gennuso, primi di classe 1300 con la Peugeot 205. 3 i concorrenti ritirati in questo raggruppamento, tutti e 3 in grado di dare spettacolo con la loro guida. Si tratta di Pepi Bosurghi, al via con una Lancia Delta 16 valvole, Guglielmo Di Benedetto con la Fiat Ritmo 130 Abarth e Angelo Diana, atteso in gara con la BMW M3. Alla targa del centenario non voleva mancare sulle veloci strade delle Madonie il genovese Maurizio Rossi, che ha realizzato una perentoria affermazione nel terzo raggruppamento. Con la Porsche 911 SC del team Balletti, il ligure, navigato dall'astigiano Riccardo Imerito, si è segnalato in sesta piazza finale, firmando la seconda vittoria stagionale, battagliando con i locali Plano e Davis al rientro al volante della Porsche 911 SC Highland Motorsport, secondi di raggruppamento. Beh, era la prima volta che venivo alla targa, che è una gara decisamente molto difficile, poi c'erano piloti molto importanti siciliani che sappiamo che sono sempre molto forti qui alla targa Florio. Terzi sono Filippone e Zanoli su Porsche 911 SC della TAC Motorsport. Red Devil e Spirio sono primi della classe 1600 su Fiat X19, precedendo Ospedale e Mancuso su Volkswagen Golf Scuderia Caligera. Ottima la prestazione del perugino Sisani in coppia con il toscano Pollini, 24esimi assoluti, noni di raggruppamento e primi della classe 1150, oltre che spettacolari con la A112 Abarth Team Bassano. Non hanno potuto dimostrare in pieno la loro competitività il siciliano Natale Mannino, fermo per problemi subito dopo il via, ed anche l'alessandrino Carlo Marenzana, stoppato da un problema meccanico alla Porsche 911 SC. Nel primo raggruppamento sono Pierluigi Fullone e Riccardo Altopiano a ripetersi vincendo la gara di casa, come già nel 2015. L'equipaggio a bordo della BMW 2002 Ti ha regolato al traguardo la coppia della Rododendri Historic R, Parisi e Moncada, secondi con la Porsche 911 S.
Non potevamo mancare, abbiamo avuto parecchi problemi prima della gara e arrivare in fondo e conquistare il primo raggruppamento è qualcosa di eccezionale, specialmente nella gara di casa, davanti al mio pubblico, e siamo contenti e felici. Terzi i siciliani Montalto e Consiglio su Porsche 356 Highland Motorsport e quarti concludono la gara Maggio e Carnevale su Porsche 911S nei colori della Trinacria Corse. I bresciani della Isola Vicentina, Giuliani e Sora si piazzano quinti di raggruppamento e primi della classe 1003 a bordo della Lancia Fulvia HF. Venerdì 6 maggio i piloti dell'Italian F4 Championship sono scesi in pista per i turni di prove libere per le qualifiche del secondo round della stagione 2016. Sabato 7 e domenica 8 si sono disputati invece gara 1, gara 2, gara 3 e la gara finale. Tutte le gare, lo ricordiamo, assegnano punti validi per la classifica assoluta, il Rookie Trophy riservato ai debuttanti e il Woman Trophy per le ladies e la classifica team. Grazie al tempo di 1:14.673, Raul Guzman, sceso in pista nella Series 2, è stato il più rapido delle qualifiche. Il miglior tempo nella Series 1 l'ha realizzato invece Maurizio Baez in 1:15.143. Per lui premio della pole position insieme a Guzman. Autore del secondo tempo assoluto e primo tra i debuttanti Rookie Trophy è Simone Cunati, che scatta davanti a tutti nel gruppo C. Gara 1 vede il primo successo in carriera per il venezuelano Maurizio Baez, che ha condotto indisturbato dall'inizio alla fine, ma non sono mancati colpi di scena dietro di lui. Dietro Baez, Simone Curati, Vincenzo Sospiri Racing rimane costantemente a 6-8 decimi di distacco, tallonato da vicino da Joao Vieira Antonelli Motorsport, che al giro 15 approfitta di un errore dell'italiano per andare a prendersi il secondo gradino del podio. Quarto chiude Jaun Schlom RB Racing, quinto il vincitore della gara finale di Misano Marcos Siebert Jenser Motorsport, seguito da Richard Verskur Bytech sesto, Giuliano Raucci DEG Motorsport settimo, Federico Malvestiti Antonelli Motorsport ottavo, Lorenzo Colombo BVM Racing nono, Aldo Festante Mueche Motorsport decimo. Nel Rookie Trophy prima piazza per Simone Cunati davanti a Richard Verskur e Federico Malvestiti, Fabienne Volvende Aragon Racing prima nelle Woman Trophy. Lorenzo Colombo è nono sotto la bandiera scacchi dopo essere partito dalla 15ª casella della griglia di partenza. Molto combattivi anche Jan Schlom Bytech da nono a quarto e Riccardo Ponzio Teramo Racing Team da 19° a 14°. Sotto il sole e con 25 gradi di temperatura dell'aria, gara 2, gruppo A contro gruppo B è animata da numerose battaglie fino all'ultimo giro, quando il cinese Ye Yifei supera il compagno di squadra Maurizio Baez per la seconda piazza. Primo passa sotto la bandiera scacchi Raul Guzman, ma a dare spettacolo è soprattutto il cinese Ye Yifei, che riesce a superare Joao Vieira alla fine quarto al 16° giro e si mette all'inseguimento del venezuelano Maurizio Baez. Il sorpasso decisivo avviene all'ultima tornata, quinto posto per il brasiliano Giuliano Raucci DEG Motorsport davanti a Jan Rodriguez DRZ Benelli sesto, e per quest'ultimo c'è la soddisfazione del primo posto nel Rookie Trophy. Settima piazza per Kush Maini BVM Racing davanti all'italiano Giacomo Alto e Bytech, che sopravanza dopo un bel duello Jan Schlom 11° sotto la bandiera scacchi. In nona posizione chiude Diego Ciantini Jenser Motorsport. Dietro di lui l'olandese Leonard Hogenboom della Kram Motorsport. Nel trofeo rookie prima posizione, come già detto, per Jan Rodriguez, secondo Kush Maini, terzo Giacomo Alto e. Domenica per gara 3 i protagonisti sono i piloti del gruppo A e quelli del gruppo C. Allo spegnersi delle luci rosse, l'autore della pole position, il messicano Raul Guzman DR Racing, viene scavalcato dall'italiano Simone Cunati, Vincenzo Sospiri Racing, e dopo poche curve anche dall'argentino Marcos Siebert, Jenser Motorsport. Guzman torna secondo al giro 5 e al giro 6 entra in pista la safety car, in seguito al contatto tra Federico Iribarne, Torino Squadra Corse, e Giacomo Bianchi, Jenser Motorsport. La collisione tra i due coinvolge anche Fabienne Wolwend Aragon Racing. A lei in ogni caso va la vittoria delle Woman Trophy.
Il cinese Ye Yifei chiude terzo dopo essere scattato dalla quinta posizione, ma che viene successivamente escluso dalla classifica in quanto trovato sottopeso. Il terzo posto va dunque all'olandese Richard Verskoor della Bytech, seguito dal giapponese Marino Sato, autore di una buona rimonta dalla 10ª piazza sulla griglia di partenza. Quinto è Jan Rodriguez DRZ Benelli davanti a Kush Maini BVM Racing, ai due dell'Antonelli Motorsport Federico Malvestiti e Chicco Galbiati. Nono Fabio Scherer Jenser Motorsport, Giacomo Altoe Bytech decimo. Simone Cunati vince nel trofeo rookie, secondo Jan Rodriguez nonostante un contatto nelle fasi iniziali della corsa con Federico Malvestiti, terzo Kush Maini. La gara finale la vince Maurizio Bais davanti al compagno di squadra Ye Yifei e all'argentino Marcos Siebert. Il trofeo rookie vede Simone Cunati primo, Kush Maini secondo e Jan Rodriguez terzo. Wallwend prima nelle Woman Trophy. Dalla pole position scatta senza indecisioni Maurizio Bais, che prende la leadership e non la lascia più fino alla fine della gara. Molto più incerta la situazione dietro di lui. A spuntarla per il secondo posto sarà il cinese Ye Yifei, ma solo al 16° giro e al termine di una bella rimonta dal 7° posto di partenza, quando riesce a superare Marcos Siebert, che chiude al terzo posto. Quarto Joao Vieira, che per parecchi giri nelle fasi centrali della gara ha messo pressione su Siebert per il secondo posto. Quinta piazza per il messicano Raul Guzman, lo seguono Richard Verskoor sesto e Simone Cunati al 7° posto. In ottava, nona e 10ª posizione chiudono Marino Sato, Vincenzo Sospiri Racing, Jan Schlom RB Racing e Kush Maini BVM Racing. La classifica generale vede ora in testa Marco Siebert, che comanda con 103 punti davanti a Raul Guzman a quota 93, terzo Maurizio Bais 81, quarto Mick Schumacher 62, poi Joao Vieira 58, Simone Cunati 51, Job van Uitrecht 43, Ye Yifei 36. E siamo, gentili amici, addirittura d'arrivo, giusto il tempo di salutarci e magari di ricordarvi che sarà il prossimo un weekend ricchissimo di eventi. Veramente non c'è che l'imbarazzo della scelta. È proprio tutto, l'appuntamento è per Toscana TV Motori numero 13 la prossima settimana. La passione ci unisce.